La tappa odierna del Tour delle Eccellenze Venete, quinta edizione del Festival della Cucina Veneta con il suo Full Food Experience Track, si sta tenendo a Pieve di Soligo, nel Trevisano, per aprire la manifestazione Cycling Star Criterium. Si partirà alle ore 16 in piazza Caduti nei Lager, promuovendo la qualità della cucina veneta attraverso show cooking e degustazioni di ricette tradizionali e rivisitate provenienti dalle 7 province della regione. A fare gli onori di casa saranno chef, enogastronomi, produttori del territorio, bloggers, mentre a coordinare diversi eventi divulgativi e dimostrativi ci saranno presentatori e tecnici. Il tour ha come ambiziosa mission promuovere la nostra regione e la sua cucina in rappresentanza di un territorio come il Veneto, premiato dall'UNESCO con 9 luoghi iscritti nella lista del patrimonio mondiale. Durante il tour saranno valorizzate le eccellenze locali che rappresentano anch'esse un concentrato di aspetti culturali e metaculturali della tradizione locale del terroir. Protagoniste le tradizioni lontane qui si sono incrociate con altre, dando vita a un eclatante esempio di cucina fusion tra Occidente e Oriente. La Regione del Veneto, sotto la guida dell'assessore al turismo e agricoltura Federico Caner, partecipa alla Kermesse con questo coloratissimo track hospitality brandizzato Veneto Velend of Venice, che ospiterà tra gli altri 2 chef, un enogastronomo, un presentatore e 2 tecnici, i quali coordineranno i diversi eventi che si svolgeranno presso questo vero e proprio presidio veneto del gusto e dei sapori. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.